benvenuti a questo nuovo appuntamento del progetto Prazzas che si svolge all'interno del bando Cagliari dal vivo. Il progetto è ideato dagli Amici della Musica con il coordinamento artistico di Paolo Zedda, direzione tecnica di Ottavio Nieddu, Giacomo Musiche Service, e un ringraziamento speciale a Don Michele che ci ha ospitato nel sagrato di questa chiesa moderna in un quartiere di Cagliari per un'esperienza che porta alle pratiche musicali di tradizione orale nel cuore dei quartieri della città di Cagliari. Diciamo che è un'esperienza del tutto nuova che vuole portare portare queste espressioni in un ambito all'interno del quale non sono normalmente fruite. Questa sera avremo la grande fortuna di accostarci a un repertorio poetico che è veramente raro, davvero raro. Forse è la prima volta che si ascolta a Cagliari una gara di Mutetus Afrores, di Mutos della Barbagia. E, come sempre questi appuntamenti sono divisi in due parti, prevedono una parte legata al ballo tradizionale, al quale poi si lega appunto si legano le espressioni poetiche. Ci piace iniziare la serata appunto con un ballo, ma non prima di avervi fatto salutare, di aver colloquiato con il direttore artistico della rassegna, Paolo Zedda, che non so dove sia finito, ma presumo che sia in zona. Eccolo lì. Atleticamente Paolo prende il palco, il microfono è quello. Prego, improvvisa. Grazie a Roberto, faccio un saluto all'estero, ti spiego su fatto che è un progetto promosso su Comune Castello, a quale noi abbiamo partecipato con grande piacere, e si idea che è cosa di portare forma di arte, di poesia, di musica, di danza, di ballo di tutta la Sardegna, in sa capitale della Sardegna che è Castello. E sa lingua pure impari con tutta questa forma di arte, che è questa maniera con sa che si sviluppare, cresce e evolve in secoli. Dunque, grazie a di si va in compagnia, grazie a di essere news, chi si va in piacere e usate altri su 8 o 9 attori su Castello dei noi assumesi che entrano, dunque e usate in modo di esibire vince dei moinanti. Grazie a me da buono spazio, buon divertimento. Bene, allora invito a prendere posizione gli amici del gruppo Fedora Puzzu di Selargius e gli amici del gruppo di appassionati guidato da Cristiano Cani per dar vita a un ballo accompagnati dall'Aunedas del mio illustre collega, professore al Conservatorio di Cagliari, Michele Deiana, alle Launeddas, appunto in un ballo a Fiudedda.
Bene, abbiamo rinverdito i tempi antichi, quando il ballo comunitario si faceva sul sagrato delle chiese. Appunto, sono aspetti che in qualche modo sono stati estremamente importanti per la definizione della cultura e dell'espressività della Sardegna. Vi confesso che quando mi è toccato in sorte di dover presentare proprio questa serata con i poeti Amuttu Vrorio, eccetera, ho avuto un po' i brividi, perché mi rendo conto della grande difficoltà che si fa a concettualizzare e soprattutto a spiegare queste forme poetiche che sono dei veri e propri atti di virtuosismo, in cui la parola viene piegata a piacere del suo creatore, del poeta, in maniera estremamente artificiosa, estremamente raffinata. Per cui mi sono anche preso un po' di appunti, perché oggettivamente la memoria non aiuta, e soprattutto anche l'assenza della possibilità di schematizzare, che quando facciamo le nostre lezioni su queste tematiche abbiamo la possibilità appunto di fare degli schemi, di visualizzare appunto queste mappe che spiegano appunto quelle che sono le dinamiche creative di questi generi poetici. Generi poetici che, nonostante l'alfabetizzazione che ha raggiunto amplissimi strati della popolazione negli ultimi 60-70 anni, continuano ancora a mantenere una loro propria ragione di essere e una loro vitalità, per quanto appunto legati a una dimensione come quella orale, quella dell'oralità, che, sia chiaro, non è l'assenza di scrittura, ma è proprio una mentalità che agisce attraverso tecniche, attraverso meccanismi che giocano tra creatività estemporanea e arte della memoria, un qualche cosa che ormai sta scomparendo dai nostri orizzonti. Noi abbiamo il cellulare, per qualsiasi cosa ci affidiamo a lui, una ricerca su Google, se non ricordiamo una cosa. Anch'io sono sempre più costretto a prendere appunti. La memoria, non esercitare la memoria ha degli effetti evidenti, problema che non hanno sicuramente i nostri poeti. In Sardegna, così come in tante parti del mondo in cui è diffusa la poesia orale, la poesia estemporanea, che vuol dire semplicemente poesia creata al momento, affidandosi proprio alla propria ispirazione, poesia che chiaramente si svolge all'interno di codici culturalmente e socialmente trasmessi e condivisi, e che appunto in Sardegna ha costituito per secoli un elemento centrale nella vita delle comunità. Non c'era festa a cui non partecipavano i poeti, e che negli ultimi decenni, sotto la grande spinta appunto dei fenomeni di globalizzazione, sta sempre più perdendo terreno. Ecco, una ragione appunto una ragione in più per apprezzare manifestazioni come queste è proprio quella di portare queste arti che i medievali avevano chiamato ars subtilior, arte sottile, estremamente raffinata, portarle appunto in contesti nuovi che possono sicuramente aiutare anche a darle vigore, ecco. Allora, appunto, queste pratiche nascono in una società che in larga misura non fa uso della scrittura, che si basa appunto sulla memoria, che vive secondo altri ritmi, organizza l'anno rurale, eccetera, in cui la rima è un preciso strumento anche per comunicare. I nostri vecchi molto spesso ti rispondevano in rima qualsiasi cosa tu gli dicessi, quindi c'era una familiarità, una consuetudine a ragionare in questi termini. In più in queste comunità nascevano delle persone che, come dicono i poeti stessi quando li si intervista, si dialoga con loro, sentono di avere un certo dono che li porta a emergere, no? Dalla massa dei cultori, comunque di
delle persone che sono comunque in grado di fare delle rime, e che gli conferisce uno statuto particolare che inizialmente nei secoli passati si manifestava appunto durante le feste in tensioni, in contrasti pubblici che si aveva con gli altri poeti, in cui ci si confrontava su determinati temi, e che alla fine dell'Ottocento, quasi contemporanea, tra fine 800 e i primi anni del Novecento, si portano in un'altra dimensione, cioè dove sono io adesso, cioè si staccano dalla piazza, si staccano dalla gente comune e diventano appunto delle forme di spettacolo che elaborano dei codici estremamente raffinati, particolari, elaborano delle forme metriche o scelgono delle forme metriche appunto che li rappresenta, appunto la gara ad ottave di Lugo Doresi, la Sacantata Campidanesa che utilizza un metro estremamente complicato che è su Mutettu Longo, su Mutettu Ottubesi, e poi queste altre forme che bisogna dire anche grazie all'interesse anche degli studiosi sono state sottratte dalla loro dimensione territoriale. Penso a Sarrepentina, che è localizzata nell'area del Medio Campidano, o appunto i mutos che tipici dell'area della Barbagia centrale, la Barbagia di Belvì, del Mandrolisai, stanno conoscendo una nuova stagione di interesse e di attenzione anche da parte dei giovani. Più Sarrepentina, speriamo per i mutos di dargli una bella iniezione di fiducia e di vigore, perché realmente ci troviamo di fronte a un patrimonio che è di grandissimo pregio, come sentirete poi nell'esibizione che ci daranno alcuni tra i maggiori esponenti di questo genere. Appunto, queste tradizioni poetiche sono giunte fino ai nostri giorni, mostrando appunto una capacità di resistenza, nonostante la perdita progressiva di spettatori, cioè il rapporto le dinamiche che avvengono sul palco hanno necessità di una controparte, non sono delle pratiche autoreferenziali, hanno bisogno di qualcuno a cui comunicare, sono estremamente comunicative, e quindi il rapporto tra pubblico e poeti è qualcosa di estremamente importante. Il pubblico che dialoga, che commenta, che per esempio in certe pratiche come Sagara Campidanesa cercano di scoprire qual è il fine nascosto o più o meno nascosto che i poeti stanno dibattendo. Ecco, quella perdita di pubblico, la crisi generazionale che è avvenuta, diciamo, oltre l'ultimo mezzo secolo, con l'avvento di nuovi mezzi di comunicazione, nuovi codici espressivi, nuove musiche che sono andati a intaccare all'interno della festa quelli che erano gli elementi espressivi costitutivi, il ballo. Se per il ballo abbiamo visto adesso una grande ripresa di vitalità grazie agli appassionati che magari si sono accostati non per familiarità, per tradizione, usiamo questa parola anche abusata, ma per passione, per autentica passione e voglia di conoscere. Questo sta dando veramente una nuova linfa, possiamo chiamare il ballo sardo 2.0 davvero, un nuovo fenomeno che per noi studiosi è estremamente significativo. La poesia ha bisogno ancora di un aiuto, ecco, di un aiuto affinché il pubblico possa tornare ad apprezzarne i codici, apprezzarne le prodezze, il virtuosismi appunto dei poeti, senza snaturare il genere, senza concessioni facili, perché l'essenza di queste pratiche sta appunto anche nella durata delle performance, sono normalmente performance molto lunghe, ma che chiaramente tradiscono un tempo in cui la gente non andava in giro con l'orologio, ma che appunto si basavano anche sull'eccezionalità della performance e sulla voglia e il gusto di poterne penetrare tutti i loro aspetti. Appunto il fatto di essere qui è un preciso segnale della volontà di ribadire il valore culturale di tali pratiche e dall'altro la possibilità di creare nuovi spazi performativi per questi generi. Allora,
non vorrei dilungarmi troppo, però è necessario dare alcune coordinate per provare a capire che cosa succederà adesso. Come vi ho detto prima, è estremamente difficile spiegare che cosa succederà, perché, ripeto, i moduli poetici, i modelli poetici che vengono usati sono molto complessi, perché come sempre la poesia orale, a differenza della poesia che conosciamo tutti, la poesia, diciamo, la poesia romantica, eccetera, si basano molto sulla forma. Anche per questo sono stati anche molto spesso stigmatizzati anche dagli intellettuali, non compresi, perché secondo loro non è esclusivamente uno sfoggio di forma, ma in questo caso la sostanza sta proprio nel coniugare un significato e una forma. Allora, alla base di tutto c'è un modello che è il modello cardine della poesia orale in Sardegna, il muttu, su muttu o muttettu. L'origine appunto romanza neolatina, la parola mot richiama tante cose, richiama anche la cultura provenzale, richiama addirittura certe forme della cultura, della musica d'arte sin dal Medioevo, no? Il mottetus, che è appunto uno dei generi della musica d'arte europea appunto dal Medioevo in poi. Appunto si basa su questa forma che di per sé è estremamente semplice, anzi la forma più elementare di muttettu, su muttettu si basa normalmente sul verso di 7 sillabe, il verso settenario, e peraltro noi lo conosciamo in Sardegna, almeno le prime testimonianze risalgono addirittura al Settecento, quando l'abate Matteo Madau nelle sue Armonie dei Sardi ci dà le prime descrizioni di muttettu, e ci dice anche come venivano cantati, cioè la struttura con cui venivano cantati, perché su muttettu vederlo scritto non corrisponde in realtà a quelli che sono i suoi aspetti performativi. Allora, nella sua forma più semplice il mottetto si stende, no? La prima parte del mottetto si chiama isterrida, sterrina, e viene steso appunto. Questo è un mottetto estremamente semplice, didattico. Angionedu Ghibasci si bappa su Gravellu. Data questa isterrida va coperta, no? Ha bisogno di un ammunto, di una copertanza, di un coperimento. E quindi gli altri due versi, giuro chi non ti nasci, un ugoro brusbello. Notate bene che i versi non rimano tra loro, assolutamente. I due distici non rimano. Non c'è alcun rapporto di rima. Il rapporto di rima avviene tra i due distici diversi. Appunto, e vengono cantati, non vengono appunto presentati in sequenza, ma vengono cantati ripetendo il primo verso, facendo rimare simmetricamente i due versi di copertanza. Per cui, Angionedu Ghibasci, un ugoro brusbello, giuro chi non ti nasci. Secondo verso, si bappa su Gravellu, giuro chi non ti nasci, un ugoro brusbello. Estremamente semplice nella sua struttura, ma questa è proprio veramente la fase seminale, la cosa più semplice, perché poi il poeta si diverte addirittura a invertire le parole all'interno della strofa, si inventa appunto la possibilità di manipolare continuamente questi versi e dando vita poi a delle creazioni estemporanee che sono di una estrema semplicità, perché a questi, diciamo, 4 versi, da questi 4 versi si può arrivare a forme estremamente complesse, appunto come il mottetto autopiedi che cantano i poeti campidanesi, che ha 8 versi di sterrimento, di sterrina, e 2 versi di copertanza, oppure a strutture simmetriche come quelle che vedremo stasera, che hanno gli stessi numero di versi per sa sterrina e sa copertanza. Quindi è un mondo, ripeto, come vi ho detto prima, estremamente complesso. Riguardo appunto ai mutos che ci canteranno appunto Costantino Casula, Mario Macis e Giovanni Mura, che sono veramente tra le voci più apprezzate di questo genere, ascolteremo appunto questa particolarità su Muttetto Frurio, che io provo a riassumervi in maniera molto molto semplice, rendendomi conto appunto della complessità. Tenete presente che nelle forme, nei vari generi di performance poetica
pratiche come i Mutus di Barbagia non hanno la formalità, la prassi sul palco, no? Non ha la formalità delle gare sia del Sacantada che della gara d'ottave, si usa una lingua che non è un sardo aulico, ma molto spesso ci si rifà appunto a quella che è la lingua del posto, la lingua locale. In più è accompagnato dalla fisarmonica, come nel caso o dall'organetto, come nel caso del Serpentina. I poeti si trovano a praticare, a dialogare in un contrasto appunto su tematiche varie. Poi vedremo stasera su che cosa discuterete sul palco. Quindi, dicevo, ecco, una cosa che ho dimenticato che è molto importante è che in queste due parti di Sumuttettu, Sterrida e Cobertanza, il senso di quello che vuol cantare il poeta, il significato, è contenuto soltanto negli ultimi due versi. Gli altri versi sono semplicemente, negli altri due versi di Sterrida, il poeta può cantare quello che gli pare, perché il meccanismo, la ratio è appunto quella che Sterrida serve per poi poter formare le rime. Per questo il poeta nel pensare i versi pensa sempre prima ai versi di Cobertanza e poi, procedendo come il granchio all'indietro, progetta tutta sa sterrina. Immaginatevi quindi il lavoro mentale che il poeta deve fare per programmare appunto il suo lavoro. Quindi, ripeto, soffermarmi sulla struttura, appunto, semplicemente due cenni su quella appunto che è la struttura di Sumuttettu Frorio che sentiremo adesso. Vi comincio a invitare i poeti a seguirmi a salire sul palco. Appunto, il Mutos a Frores hanno appunto le due sezioni di Sterrimente a Muntu, come lo chiamano loro. Lo svolgimento non prevede che si sviluppi completamente il testo nella performance. San Muntu si sviluppa a partire dal primo verso del Sterrimento con un numero di versi equivalente in senso retrogrado, dall'ultimo al primo. Si capisce che è veramente molto difficile senza poterlo scrivere, ma vi chiedo di prestare veramente attenzione a questi procedimenti. Appunto, si prende il primo verso, si stende il Sterrimento e poi il poeta farà Sammuntu, cioè la parte che dovrà coprire le rime, partendo dal primo verso e costruendo la sua poesia. A questa segue un'altra sezione che loro chiamano arretroga, in cui, prendendo il secondo verso della sterrina, ricominciano dalla fine all'inizio a ricomporre i loro versi. Questo serve per dare tempo all'altro collega di pensare il proprio muttettu. Quindi è un'esperienza, ecco, di cui vi chiedo attenzione. Appunto abbiamo qui i poeti che, come vi ho detto, sono degli autentici virtuosi della memoria. Io provo una grandissima invidia per questo, perché mi devo anche portare gli appunti. Mi spiegate il segreto? Ottimo, che bello. Io spero di non avervi annoiato, è veramente complesso in queste condizioni poter dare una spiegazione esaustiva. Penso di aver lanciato alcuni messaggi in bottiglia che spero vi possano aiutare, ecco, a seguire la performance appunto del Sumuttettu a Frores della Barbagia. Grazie. A voi, grazie. Estou no modelo e con arte maestria Budraccio prima in papel
caso opera ed è sostanzia. Opera ed è sostanzia e spendo su voedo che è pronta a fine anno. Che è pronta a fine anno e con pensamento sano so. Si andantato tu in buono e il progetto nodioso. E il progetto nodioso no accetto questione se, ma solamente pretendo dignas videas accortas. Dignas videas accortas, ma se n'aver uno lusso. Case ho sempre andau con il dono naturale se. Con il dono naturale se no appodento in anelo. Dedene bene in mano. Dedene bene in mano, ne ricchezza in consegna. Ricchezza in consegna, può ben Deo comporare, girando in doni a vesta e ben doni a cosa. Si sto uno modello sabba e miracolosa, però vareca non testa e non si lascia cantare e in questa braccia digna prega Santo Bostiano. Prega Santo Bostiano che non si mande de gelo de baghe digno singiale se che sul mondo è scambiato. Che sul mondo è scambiato e difatti si spogusso e chi mi pregunto a portasa. Poi Teseus perdendo usos e tradiziones e i mutetos florioso
Aus posto in abbandono, ma con il suo coro in mano e con suo garbo brumano e a pateo a castello e flore di speranza desai dai ortueri e da essa parte mia e so saluto brubello. Maestria, ma sabe miracolosa, però vareca non testa e non si lascia cantare e in questa braccia digna prega Santo Bostiano chi non si mande de gelo de vaghe digno singialese caso mondo è scambiao e di fatise spogusso e chi mi pregunto a portasa poi Teseus perdendo usos e tradiziones e su mutetto mutetto florioso aus posto in abbandono ma con il suo coro in mano e con suo garbo brumano e da pateo a castello e flores de speranza desai dai ortueri con suo saluto brubello e da essa parte mia. C'ha più religione, si cento in questo livello, si vede sa dignità. Si vede sa dignità che è troppo voluto, si confondenti colores. Si confondenti colores in ogni salda spiaggia e si indivunti vuios, però va in tia maniera e senza andide negocio. Senza andide negocio né manus né minores né manus né minores
non siais negligentes, custo e sugis imploro, giusta e scusta regione. In questo mondo moderno, pocustas occasiones, mi du consiglia su coro a saludaris presentes e totus ascoltadores. E totus ascoltadores e con un caloroso affabili buonasera, cao e seu venius ed de sumandro lisai e palti e sa barbaggia e posi cantari froresen. E posi cantari frorese che scostumini connotto e da antichitadi e ia da esse bello e ci gusta tradizione se durata in eterno. E non c'ha più religione, non c'ha più religione, e poco st'occasione mi du consiglia su coro a saludaris presentes e totus ascoltadores e con un caloroso affabili buonasera. Cao e seu veniuso e dai su mandro lisai e palti e sa barbaggia e posi cantari frorese che scostumini connotto e dai santichitadi e ia da esse bello c'è se durata in eterno e gusta tradizione. Esa gioventù vivi in un sogno e regnasse armonia. Armonia de Castellin sa dimora, nessuno deve soffrire. Nessuno deve soffrire, poi non si ettare a pala, poi non ponetto da pala,
chi tua difficoltà difficoltà ma desigire is evento ma desigire is evento gioventù non ti beffe non ti beffe, ma vai tu appuntino. Ma vai tu appuntino, chi servi fa e protesta. Ne va sa guerra però non ne va sa guerra che benito tu risolto de gusto seo seguro seo seguro con idea sincera de gusto seo seguro e ne se orgoglioso con idea sincera e a nessuno un escludo nessuno si scudo e a nessuno si scudo e con un'idea grava come sa gioventù da essa da e donara e castello di saluto e con una buonasera e caldea che tu oso che toccano pure in su cantugo involto e da e musa se terra in sta città de chi festa e a Santusa Turnino ma svesta da e fespuro de primo maggio saldie che salva usa città a cade su settegento e da essa vesta mala spero chi sa venire e salve da nostro guru dessa mala pandemia che ha troppo bisogno di libertà e salute. Vesindo un sogno da essa ida e donara e castello di saluto e con una buonasera e
calde affettuoso, che toccano puro, e io gego in volto, e da musa se terra, in sa città de chi festa, e a Santusa Turnino, ma festa da e fes puro. Salva usa cittade, accade su sette gento, da e gudave sta mala, e spero che sa venire, e salve dannoso puro, udersa la pandemia, de libertà e salute che tu ha troppo bisogno. Concetto senza oso, quando su verso è sicuro, quando una vena potente, quando una vena potente ed apprezzata sa noi. Ma la si sta il lamentoso, si non ho maciunga spera, in pocas passadas nanca vostis prosonioso. Nanca vostis prosonioso, e caqui a pro valores invece si descrive con pensamientos de dolor. Con pensamientos de dolor, si penso a esa dolorosa e moderna epoca vana. Mi basta tutto si spera e desighi a cantare, e in questo mondo rotto prene inganno e intrigo. E con concetto senza uso, ma con questo canto antico, e te dorò su gonotto, da chi noisco intonare, e prus una preghiera a sudo questa campana, chi suona d'armoniosa, su disegio d'angelo solo, devo de torra da vide,
barcos plenos de flores profumados e florioso que na terra zanadas si canta da boca Elena povero si ma contentoso e a terughe a oe e prangendo su presente e timendo su futuro a cosa se ustorrauso. Quando su verso è sicuro e te mago questo canto antico e te dorrò a su condotto da chi noisco intonae e pruso una preghiera a sotto questa campana che suona d'armoniosa su disgiù dentro solo devo de torra da piede y barcos plenos de flores profumados e glorioso que na terra zanadas si canta da boca Elena povero si ma contentoso e a terughe a oe e prangendo su presente a cosa se ustorrauso cadi meu su futuro. Non bessi perfetta escano e buona sammutta può cantare in poesia può cantare in poesia ma pavarrari costanti e canto un mutettedo e in maniera brullana e in maniera brullana mi dude poi improvvisare e cada conosco salti è giusta essa regione magano è cosa rara ci dusa a fronte di duello so caseo un avventurieri ci non bessi perfetta Costantino e oltueri cantata flores prubelloso e Giovanni e Donara batti flores con turrone cadute ne posto appalti
pronto così combitare. Pronto così combitare, Deo invece de meana, frore scumbino nieddo, candide neulbundanti, e cindi buffu in cappia, Deo pure con iscutta e mi intendo poeta. Escano e buona sammutta, Costantino e Oltueri, canta da Flores Brubellos, Giovanni Mura e Donara, batti Flores con turrone, cadude ne posto appalti, pronto così combitari, Deo invece il de meana, Flore scumbino nieddo, candide neulbundanti, e cindi buffu in cappia, e mi intendo poeta, Deo pure una scutta. Fermo in cue, pensa nis tempos passados. Canta nis tempos passados, cunis pro bellas scena, e nerse over suaso. E nerse over suaso, cano che giobbe ne fumo. E non degno invidia, e non degno invidia, e dunare non duo. Se non mi balliare, non mi balliare, e prima chi è a casa.
e poi tenasa e cano ischi spregare di biesi flores tuo dos cumprenesa a platea e chi discurta ad amena canni intende su profumo canni intende su profumo prime a perre su vaso e su profumo intende ed floresca batiu. Costante poi tenasa e cano ischi spregare gibi e flores tuoso e bello e profumoso Zinesa pista platea e scurtano serena segnale scasso profumo e sa gente d'interne ed è gudo flores tuo osprime a perre su vaso. Faça pelo a sa virtude intramontoso e mangianoso cama blandanta isafanoso affannoso e m'aiutanta a descrivere e m'aiutanta a descrivere e con s'arrego du basso e con s'arrego du basso ispassaggioso in rassegna canto sa vida esta mara esta mara en estos terrenos caminosos abortas troppo verdosos abortas troppo verdosos certas questiones peccanto no vago esale peccanto no vago esale mai meritos e vantos e dei sardos pastores e chi anta camminau
andando de bar in serra. Andando de bar in serra e tramudando Sarmento de branto e suore e susto. E in horas de riposo e puro con tutto gusto sono regia podento de nascia in una terra chi ha sempre de cantau is penas e dolores con questo nobile scantoso su carattere ospitale con poro che dose angionese e mares cristallinos mai te bellezza rara chi você di Sardegna però con questo si lasso e a nostra da piede de non te sta largo sanoso e tutta ligrose sanoso e in perfetta salute grazie a Dio. E m'appello a sa virtude e puro con tutto gusto sono regia podento de nasciendo una terra chi ha sempre de cantau is penas e dolores con questo nobile scantoso su carattere ospitale debro che dose angionese nura che es misterioso e mares cristallinos mai te bellezza rara chi você di Sardegna però con questo si lasso e a nostra da piede de non te sta largo sanoso e tutta ligrose sanoso grazie a Dio a nos vier con salute.
resistenza, este inutili gilotte, che non mi cambia, este inutili gilotte, e poco su non mi imputo, che non mi cambia sta vita. Cambia sta vita se ho sempre in tribulia e senza biri spiraglio poco stomaco concettos de un mondo svariato. Che fendo combattimento senza motivo o ragione ci possa giustificare costi umana follia de una guerra sanguinosa che semenando terrore. Che semenando terrore, disperata essa gente, spantata e intimoria, solo questo tu in ruina, in ogni terreno sito, in crisi e sul mondo in treo. Non ti faccio resistenza, essa augurio mio, chi cesse d'ogni conflitto tra Russia e Ucraina e sta guerra finia ben già immediatamente. Cadde pace e de amore, questa gente bisognosa. Ma questa cantata mia volia ringraziare De Campos associazione e di faccio i complimentos e poi riorganizzao e questa gara è mutettos e ci approvato sbaglio prego perdonato sia ma con questa dispedita e si mando un saluto e si la sua in buonanotte in buona permanenza. Inutili gilotte e auguri mio chi cesse d'ogni conflitto tra Russia e Ucraina e sta guerra finia ben già immediatamente cadeva chiede amore questa gente bisognosa. Ma
sa cantata mia, li a ringraziare de Campos Associazione e di faccio i complimenti e poi riorganizzavo e questa gara è molto ma con questa dispedita e si mando un saluto e con buona permanenza si lascio in buonanotte. Se ho sortimo in scena e può cantare modello sempre a su con notto canne sento sa mancanza e mancano punti brioso. Mancano punti brioso. E mancano punti brioso. Tegno venasi in su coro. Amargura, tegno venasi in su coro e che mi mancanti brioso. E che mi mancanti brioso. Se hanno a Safaino senza vedere licenza. Mi dole su coro e mi sento in imbarazzo e che mi mancanti brioso. Se non ammazza faino senza vedere licenza. Senza vedere licenza, ma in momento diverso in momento diverso o su coro in malusibone. Si scena e ho sortimi si scena e in testa s'emozione m'ha fatto brutto si scherzo e che questo flore meuso e posto me in su masso de Maria e Costantino fa tanta brutta figura
forse scavuntina schioso, in terra pago sostanzia, ma gradi e dose tutto, commente il flore bello so, passa e notte serena. Ischeis emozione e fai brutto scherzo e mi sei balliao e cagusto flore meuso postosi mesu e su mazzo de Mari e Costantino faente brutta figura forse scavuntina schioso in terra vago sostanzia ma gradi e dose tutto fai e notte serena uniflores più bello so. Allora, grazie, è stata una scoperta sicuramente per Cagliari e una conferma appunto della grande maestria che avete maturato nella vostra attività. No, assolutamente, scherziamo. E si vede proprio anche la fatica a volte è molto bello anche questo, anche l'incertezza appunto che testimonia appunto la fatica della mente nel poter elaborare qualcosa di estremamente coerente. Vi ringraziamo ancora per questa direi. Grazie a voi. Grazie per averci. Grazie. Attenzione sul gradino. Guardi, non posso aiutare che anch'io zurpo limpio. Attenzione. Allora, la serata prosegue. Io vi saluto ringraziando ancora il Comune di Cagliari, gli amici della musica che hanno organizzato e pensato questo evento, chiaramente il parroco Don Massimo per averci ospitato appunto in questo piccolo anfiteatro tra i palazzi. È stato molto bello portare appunto in una realtà completamente aliena appunto da queste sonorità. E adesso vi lasciamo al ballo. Celio Mocco alla fisarmonica, Michele Deiana alle launeddas e invitiamo chiaramente tutti quelli che hanno piacere di ballare, di occupare lo spazio. Niente, io penso che non ci sia altro da dire, vi rinnovo il mio saluto, il ringraziamento per l'attenzione, grazie e arrivederci.
Dio.